ci ha fatto cambiare molto e ci ha fatto anche maturare tanto, almeno personalmente. Ti porta veramente a cambiare in tanti modi, tipo come gestisci il tuo tempo, a gestire le tue priorità. Emma era pronta a spiccare il volo in quel maggio 2022. Il lancio del tocco al Pio X International per il diploma, con voti eccellenti, la soddisfazione raccontata ai nostri microfoni e lo sguardo verso Parigi, che avrebbe poi raggiunto per studiare chimica. E dove invece, meno di 3 anni dopo, si trovano mamma Barbara e papà Stefano, dirigente della Polfer di Udine, in attesa di un'autopsia che faccia piena luce sulle cause della sua morte ad appena 20 anni. Le autorità francesi hanno già escluso responsabilità ed eventuale coinvolgimento diretto di terzi nella tragedia, ma c'è da capire quale tipo di malore possa averla stroncata nel letto dell'alloggio universitario parigino. Un'attesa che rimbalza da Treviso a Roveredo in Piano, dove tutti ancora restano increduli per il macigno di dolore che ha colpito la famiglia e l'intera comunità. Solo dopo l'esame autoptico si potrà far tornare la salma in Italia per un addio impensabile alla ragazza studiosa e sempre sorridente che quel giorno di maggio aveva iniziato a spiccare il volo.